Una ricca presentazione è quella fatta dal candidato sindaco Luigi Sposato questa sera presso l'ex fornace Carotta. Tra interventi e dibattiti ha spiegato i 21 punti, o come li definisce lui, azioni, che intende portare avanti per la corsa a Palazzo Moroni. La sua parola d'ordine osa. Sarà gremita con la partecipazione di molti giovani, segno che le politiche di Sposato riescono a colpire anche questo delicato target. Da tenere in conto, infine, che Sposato a maggio correrà con una propria lista civica, priva di influenze da partito. Com'è andata questa sera? Ma la partecipazione è sicuramente notevole e anche inaspettata, perché comunque siamo in partenza, non siamo conosciuti come progetto, e molto attenta, gente molto attenta. Sta avvenendo su qualcosa di interessante, la gente sta cominciando a comprendere che si può fare politica in maniera diversa, non urlata, non litigiosa, attraverso delle proposte, naturalmente ancora tutte da definire, da costruire, però diciamo che stasera c'era un'atmosfera sicuramente molto positiva in sala. Zwischenberg Channel News, Padova.